Io raccolgo un grido d'allarme forte da parte del tutto il mondo del turismo, a cominciare dagli albergatori, ma anche il mondo dell'extra-alberghiero e ovviamente la ristorazione, i rifugi. Oggi siamo vicini all'apertura della stagione invernale e ci sono per esempio rifugisti che non riescono a trovare manodopera. Sembrano ripetersi le scene già viste all'inizio dell'estate e quindi il paradosso di un lavoro che c'è mentre i lavoratori sono introvabili. Vale per le principali destinazioni turistiche, dice l'assessore Caner, ma anche per quelle più vicine a casa, gli stessi centri cittadini. La difficoltà nasce anche, secondo me e secondo gli operatori, dal reddito di cittadinanza che fino ad ora purtroppo non è stato usato come misura come doveva essere e quindi purtroppo molte persone decidono di rinunciare ad alcuni posti di lavoro o meglio vogliono andare a lavorare ma non vogliono essere messi in regola per paura di perdere il reddito di cittadinanza. Le segnalazioni che arrivano in regione con il Natale alle porte raccontano di un copione che si ripete troppo spesso. Ho più di un caso di albergatori e non solo albergatori, anche ristoratori, rifugisti che mi dicono di aver fatto colloqui sul territorio e l'80-90% delle persone che si presentano appunto dicendo che sono disponibili ad andare a lavorare ma senza essere messe in regola. Questo non va bene per la sicurezza del lavoro, non va bene anche per un sistema di tassazione generale. Ma c'è un'altra questione da affrontare, quella di stipendi talvolta troppo bassi. Qui Caner si rivolge agli stessi imprenditori e alle associazioni di categoria. C'è un richiamo che comunque mi sento fare al mondo dei datori di lavoro che ovviamente le professionalità vanno pagate. Ci sono dei casi in cui in passato queste professionalità sono state sottopagate, quindi dobbiamo capire che anche il cameriere di sala è un lavoro che ha la sua dignità, deve essere remunerato il giusto. Questo è il nodo da sciogliere alla vigilia di una stagione invernale dalle forti aspettative. Resta l'incognita del contagio e lo spettro di cambi di colore. Certo che abbiamo questa spada di Damocle legata al numero dei contagi che sta salendo, quindi l'invito è quello di fare attenzione perché qui non solo si mette a repentaglio la propria salute, ma si mette a repentaglio anche l'economia.